Settima corsa, premio Redo Fost, 10 cavalli al via, categoria FE, 1 Zero Gravity, Giorgio Cassani, 2 Valentes F, Davide Nuti, 3 Zebudippa, Sandro Miraglia, 4 Zolabad, Roberto Andreghetti, 5 Vertigo Spin, Vincenzo Piscuoglio, 6 Umbral Ferm, Antonio Greppi. Seconda fila, 7 Vertudes, Antonio Barbaro, 8 Zefanino, Orlando Orlandi, 9 Tuberosa, Emanuele Masoero, 10 Zumba Peace, Marco Stefani. Tutta rete la prima fila. Tanti partitori. Su di una linea Zebudippa, poi Zolabad, Vertigo Spin e Umbral Ferm. C'è un piccolo contatto forse tra Umbral Ferm e Vertigo Spin. Numero 5 Vertigo Spin squalificato. Intanto è Davide Nuti con Valentes F che riesce a passare al comando, attaccato da Zolabad e in terza ruota da Umbral Ferm, 14-7. Alla fine Roberto Andreghetti che riesce a passare con la femmina e si installa al comando, rimane di fuori scoperto Umbral Ferm, lungo la corda sono Valentes F e Zero Gravity. Quindi arriviamo ai 400 in 29. Partenza decisamente mozzafiato. Ora l'allieva di Alessandro Raspante conduce, Roberto Andreghetti cerca di moderare il ritmo, rallenta molto sulla curva, passata in 16,8, viene fuori i primi 600 metri in 45,8. Siamo al passaggio davanti alle tribune, si gira Roberto Andreghetti, guarda la situazione, di fuori scoperto c'è Umbral Ferm, nella sua scia Zebudippa, poi ancora Tuberosa e Zumba Peace, questo è il treno esterno, mentre lungo la corda sono Valentes F e Zero Gravity, poi Zefanina e Vertudes. Primo giro in 1-1-4, ancora 15-6 qui davanti alle tribune. Marco Stefani attacca in terza ruota con Zumba Pizza, approfitta del rallentamento, intanto chilometro che va via in 1-17-6, avanza ancora Zumba Pizza, ora ai lati di Umbral Ferm, mentre allunga la battistrada trascinandosi Valentes F, poi Zero Gravity, questo è il treno interno. Retta di là, passata dalla fila di Alison Hollow in 14,4, siamo sulla curva finale, in vantaggio Zolabad, lungo la corta Valentes F e Zero Gravity, di fuori ancora tonico Umbral Ferm nonostante il percorso esterno. Poi vediamo passare la curva in 14,9, retta d'arrivo, Zolabad in vantaggio, mentre avanza al largo il numero 9 di Tuberosa che va all'attacco della battistrada. Alla fine Tuberosa viene a vincere con Emanuele Masoero su Zolabad e Valentes F. Lo sprint a certopista della figlia di Byron Lord che stava correndo molto bene, Tuberosa, con gran speed finale, scattata ai 300 finali e ha battuto Zolabad che sembrava essere sfuggita agli avversari. Rivediamo la retta d'arrivo con Roberto Andreghetti che cerca di allungare con Zolabad, ma Tuberosa arriva con spunto fresco molto veemente a regalare una bella vittoria a Emanuele Masoero. Il secondo posto per Zolabad, rivediamo, ci è sembrato Valentes F cogliere il terzo posto, così è. Mentre lotta per il quarto tra diversi cavalli, forse Zumba Peace. Quindi è tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Ricordiamo il prossimo appuntamento per martedì